Non mi dite che non ve l'avevo detto, non mi dite che non avevo previsto che qualcosa sarebbe accaduto per quanto riguarda l'Inner Circle e il team di Happy Farming. Io sono veramente, non sono neanche sorpreso, però mi è piaciuto moltissimo lo stesso l'episodio perché vedere comunque Pino Esposito che, come dice il buon Happy Farming, se la signora Concetta è stata il personaggio del 2020, il personaggio del ai tempi Old Friuli, oggi il Bel Friuli, e il personaggio clou del 2021 è per forza Pino Esposito. Chissà chi sarà il personaggio clou del 2022, però per adesso preoccupiamoci e parliamo del presente. Allora, io me l'aspettavo che comunque qualcosa sarebbe successo, però mi ha sorpreso il modo in cui è accaduto, con un Chris Jericho che è infuriato mentre c'era il buon Pino Esposito che stava lavorando, stava facendo l'autovelox, era affamato di multe perché nessuno stava superando il limite, si stava annoiando finché non gli arriva una chiamata dal suo capo, perché lui è lo schiavetto, dal suo capo Chris Jericho. Un Chris Jericho che giustamente infuriato di tutto, dopo essersi ripreso dalla sbronza della sera prima, la mattina dopo ha chiamato il suo agente di fiducia, quindi Pino Esposito, e gli ha riferito quello che ha fatto il team di Happy Farming, cioè ehm, che gli hanno rubato l'8R, che gli hanno rubato un sacco di cose, che hanno comunque, che si sono presi dalla loro vendetta. Un Chris Jericho che ha detto intervieni tu oppure vado lì e li ammazzo, vado lì e gli rovino l'attività, la vita, eccetera, eccetera. Pino, allora, per evitare guai e per evitare che Jericho passasse dalla parte del torto, ha detto non ti preoccupare, mo ce vado io, mo ce vado io. E allora Pino Esposito stavo dicendo, porca puttana, meglio se sto zitto. E allora Pino Esposito è andato dal team di Happy Farming, ha visto che c'era Ludmillo dentro l'8R, che stava lavorando con l'8R, come noi sappiamo Ludmillo sa falsificare i dati dell'8R, è un Ludmillo che poi giustamente dopo si è sentito accusato da Pino Esposito, un agente Esposito che gli ha detto che non si fida, che l'8R è loro, nonostante ha visto tutti i dati, tutte le cartelle che comunque verificano che quello è l'8R di proprietà IP Farming, però eh, Pino Esposito, l'agente Esposito non si fida. Detto questo, allora ha mandato subito il buon Ludmillo in carcere, così, per verificare la situazione. Ludmillo che quindi viene sbattuto in carcere e in più dice anche all'agente Esposito di essere un venduto, di essere un poliziotto corrotto al sistema Inner Circle e un Pino Esposito che allora gli dice uè 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 e a proposito di questo di uè 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 di Pino Esposito arriverà anche la versione di un'ora, solo che per farla non è facile come sembra fare una versione di un'ora, però appena trovo il momento giusto, appena il telefono è carico, perché se lo faccio quando il telefono è scarico diventa caldo, quindi, e poi si brucia tutta la batteria, quindi siccome voglio evitare questo, voglio farlo in un momento dove il telefono è stabile, dove il telefono può sopportare un caricamento del genere. Appena farò tutto, vi prometto che uscirà. Poi calcolate pure che i video di un'ora per caricare ci vuole tantissimo, quindi devo cercare il modo di fare il possibile. Chiusa parentesi, comunque, eh,
Pino Esposito gli ha detto: se mi dici un'altra volta che sono corrotto, che non ha parlato così, ma ha parlato con suo accento, però per farla semplice la- la dico così. Se mi dici un'altra volta che sono corrotto, ti sbatto in carcere per un anno. O forse ha detto per sempre, non mi ricordo. E quindi gli dà l'ergastolo. Quindi addirittura un ergastolo per un furto di 8 euro e per aver detto che Pino è corrotto. Ma più che altro a me fa ridere, mentre erano in viaggio, che intanto non sapeva guidare Pino, sembrava che stesse veramente, se sbandava sempre, mi ha fatto morire. Poi voglio anche dire che mi ha fatto ridere pure l'indifferenza con cui gli ha detto, ma puoi stare un anno, come puoi stare un mese, come puoi stare un giorno, come puoi stare per sempre, e la reazione di Ludmillo che mi ha fatto ridere. Però vi dico la verità, a me manca Ludmillo che dice no rompere i coglioni. In questo caso sarebbe stato perfetto un confronto tra Ludmillo e l'agente Esposito. Un agente Esposito che è immenso, un personaggio immenso. Comunque, poi Ludmilla è stato portato in galera, ingiustamente. Vedremo come Paolo, anzi scusate, perché qui devo chiamarlo Happy Farming, come Happy Farming abbia, no abbia, come Happy Farming e Leslie, perché c'è pure Leslie, libereranno Ludmillo, perché Ludmillo è un membro molto importante per il team di Happy Farming e non possono perderlo, non possono assolutamente permettersi di perdere un membro come Ludmillo al team. Detto questo, speriamo che i nostri eroi ce la facciano a scagionare Ludmillo, un Ludmillo in carcere ingiustamente. Certo, ha fatto un furto, però eh, non devono solo essere puniti quelli del team di Happy Farming, ma soprattutto chi ha cominciato tutto, cioè l'Inner Circle, però essendo corrotti i poliziotti non possono fare nulla. E qui questo ci porta al prossimo episodio da recensire. Prossimo episodio dove si vede Happy Farming tristissimo che cerca di risolvere la faccenda chiamando l'avvocato. Ma chi è l'avvocato? L'avvocato è il signor avvofatto Andrea Di Pre, il re della cocaina, il re della neve, della polvere bianca, della polvere magica. Un Andrea Di Pre che ansimava, che si vede che era strafatto di cocaina, eh, barra crack, barra non so che cazzo è, e era sotto effetto di acidi, che cazzo ne so, e quindi non era in grado di capire la situazione e non era in grado di sostenere una telefonata con Happy Farming. Un Happy Farming che quindi non ha potuto fare molto in questo episodio per quanto riguarda l'aiutare Ludmillo. Vedremo, cioè, che dato che, che Paolo, che Happy Farming ha detto eh, che dovrà risolverla lui da solo con Leslie. Questo mi fa pensare che qualcosa la inventano. Ma non solo questo, mi fa anche pensare che quindi non chiederanno aiuto a nessuno, però forse qualcuno che può essere d'aiuto c'è. A parte Raúl Colón, che comunque essendo messicano, essendo ispanico, essendo comunque di quelle parti, possono avere delle buone chance. Però l'altra persona a cui mi sto riferendo è il carissimo e inimitabile Ernesto Friuli. Sarebbe bello rivederlo in qualche episodio del Bel Friuli, possono andare a parlare con lui se c'è ehm, qualche chiarimento da fare, anche perché lui è saggio, no? Ha 107 anni, come ci ha detto in quel famoso episodio. C'è anche Fernando, ma Fernando non può fare più di stare fermo lì a bere. E quindi, niente, questa è stata la recensione del fottutissimo Bel Friuli, una serie che mi sta piacendo sempre di più. Vedremo come i nostri eroi del team di Happy Farming libereranno il grandissimo Ludmillo, la bestia
di Chernobyl. Io direi che ci diamo appuntamento allo speciale di un'ora di Pino Esposito. In più ci diamo anche appuntamento sul canale di Happy Farming Day dove sta portando Ranch Simulator, Medieval Dynasty, che altro? La serie del Texas e niente, insomma, anche il bel Friuli, vabbè, quello è scontato. Quindi hai anche Cities Skylines, una nuova serie che sta portando, che ho portato pure qualche speciale. Quindi mi raccomando, supportatelo sempre. E quindi vedremo, seguite il Bel Friuli come ogni serie, però in questo caso parlando del Bel Friuli, seguite il prossimo episodio del Bel Friuli così faremo un'altra recensione. Alla prossima!